Sopralluogo stamattina al campo per la questione bancarelle nella zona adiacente allo stadio Esseneto. Dovranno sparire prima dell'inizio delle partite, ma soprattutto prima dell'arrivo dell'ispettore della Lega Pro. Ma questa è una vicenda che nel tempo è andata incrostandosi ed è lunga di decenni, questa presenza così sparsa di baracche con diverse attività nell'intorno stadio. Oggi la fortuna per un verso che abbiamo di avere una squadra in Lega Pro che ci proietta anche sul piano dell'immagine su un ambito nazionale utilissimo per la nostra città, non può farci dire dall'altro lato che non si gioca allo stadio Esseneto per la semplice ragione che ci sono le baracche. Stamattina è iniziato il percorso fisico, perché quello giuridico era iniziato in realtà già nel mese di luglio, quando abbiamo iniziato a chiamarli e a spiegare qual era il senso di provvedimenti che sarebbero stati adottati. Allora, a questo punto credo che solo il buonsenso, e mi pare di aver potuto trovare, dopo le iniziali proteste, qualcuna fuori dalle righe, eccetera, mi pare che il buonsenso si scorge all'orizzonte e sembra prevalere. Le baracche sono tutte non a norma? No, non sono baracche a norma, per una ragione o per un'altra non sono baracche a norma. Cosa faranno loro? Andranno via spontaneamente? No, a noi abbiamo individuato delle soluzioni alternative, nel senso che l'amministrazione non è che si tappa gli occhi, dice il passato era tutto brutto, tutto uno schifo, noi ci tappiamo gli occhi e non ne vogliamo sapere. No, abbiamo individuato delle soluzioni alternative in un'area che non è nell'immediato intorno stadio, ma è in quest'area dove ci stiamo trovando adesso, con posti che sono stati già individuati in un'area perimetrale. Ciascuna baracca deve rispondere ad un massimo di 60 metri quadri, no, mi piglio quanto voglio, e nello stesso tempo secondo indici anche minimali di tipo estetico che siano comuni a tutti, senza alzo o realizzo tutto ciò che voglio in dispregio di norme, no, secondo uno standard condiviso che deve riguardare tutti. Lei è uno dei proprietari delle baracche che dovranno spostarsi a breve. Sì, sì. Per me è una cosa sbagliata, giusto? Perché dicono che lo stadio ha più importanza di noi. Però dato che loro ci assegnano dei posti dall'altro lato, speriamo che ce lo assegnano questo posto. Se ci assegnano i posti, ci spostiamo, invece di stare tutto questo spazio che abbiamo, dopo 22 anni che siamo qua, purtroppo ci tocca spostarci. Ci hanno detto anche di smontare pure subito, ma subito non posso smontare. Lei è tifoso dell'Agragas, spera che si possa No, giocare in casa io- oppure no? No, io non sono tifoso della ragazza, cioè di pallone ne capisco poco. Ah, perché 22 anni che sono qua, però non ne capisco niente.